Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di come riconoscere un maestro spirituale e dei vari Luna Park che si sono aperti con l'Occidente negli ultimi 100 anni. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Gana Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo Magici Arcieri Bertolini ormai siamo più di 200. Il De Gara Marietto Veneziano, quando arrivati a Midas, tengono un percorso esoterico gratuito ogni lunedì sera alle 20:30 in cui si tratta di Kabbalah, di Ermetismo e di quant'altro. Bene, cari amici, iniziamo questa pillola parlando di questi e come riconoscere questi maestri esoterici o misterici o spirituali, perché da quando praticamente è arrivato l'internet, sono arrivati vari social, si è diffuso macchia d'olio ogni tipo di, come si suol dire, commento o radiografia per conoscere questi maestri spirituali. Noi dobbiamo ammettere che per 1700 anni, insomma da quando è stato creato 400 anni dopo l'anno zero, questa forma di religione, siamo stati indottrinati a pensare in modo latino e quindi la salvezza doveva sempre arrivare dal di fuori. Doveva scendere sicuramente un angelo colorato o un dio o un figlio di un dio a mettere a posto le cose perché noi non saremmo stati a posto. Poi 100 anni fa è arrivato dall'Oriente un gruppo misterico che ha detto: fermi tutti, qui si inizia un nuovo discorso. Adesso il Salvatore non arriva da fuori ma arriva da dentro di noi. E quindi via sono arrivati anche dall'Oriente dei nuovi maestri spirituali che ci hanno spiegato alcune strade, no? E chiaramente alcuni hanno scelto di restare con la vecchia mentalità latina che deve arrivare il Salvatore da fuori, e altri un po' più sensibili hanno optato per come si dice, il messaggio orientale. Adesso arriviamo al dunque: come riconoscere questi maestri spirituali? Ci sono quelli che dicono: questi non giudicano mai, questi sono sempre buoni e mica tanto buoni. Allora, nella realtà, quando noi andiamo a vedere il Cristo com'era, insomma, fuori dalla sua, come si suol dire, chiesa o tempio dove predicava, a un certo punto, quando ha visto questi banchieri che facevano un pochettino business, ha preso una mazza, non chiaramente una mazza a baseball perché in quei tempi non c'era, e ha incominciato a ristrutturare a livello estetico e materiale il fuori del suo tempio. Quindi anche lui a un certo punto non andava tanto per il sottile. Poi quando il Giuda l'ha tradito, è vero che il Giuda ha tradito, poi si è pentito, però il Giuda ha tradito e si è pentito, però dopo è andato all'inferno, quindi bisogna stare attenti che questi maestri spirituali a un certo punto è vero che porgono l'altra guancia, ma non tanto, non bisogna sempre pensare che non giudicano, però alla fine non si paga il canone. Poi bisogna vedere anche quell'altro grande maestro spirituale del Sai Baba che si racconta che un'industria gli ha mandato un comando di 6 persone e lui è stato così tanto gentile che li ha fatti fucilare. Ma queste cose qui i maestri spirituali che vengono banditi o vengono tra virgolette raccontati sul web non li fanno. Nella realtà chiaramente loro sanno che non bisogna essere buoni ma giusti, perché il giusto porta l'ordine. E i cabalisti invece la raccontano in un altro modo. I cabalisti raccontano che ci sono 2 tipi di maestri spirituali: i maestri spirituali che non scendono in questo mondo e praticamente non si sporcano le mani per il semplice fatto che devono sempre tenere linda e pulita la traccia per tornare alla Keter, e poi ci sono quegli altri tipi di maestri spirituali che si tolgono l'abito della spiritualità, hanno raggiunto vette altissime della loro conoscenza spirituale, vivono in un mondo bellissimo, quello che si chiama mondo a venire, ma per riprendere le anime che si sono dimenticate chi erano, lasciano questo mondo a venire e scendono in mezzo a noi. E chiaramente si sporcano le mani, magari se le sporcano ancora peggio di quelle persone più brutte che noi possiamo pensare, ma questo non perché loro praticamente sono discesi e hanno voluto lasciare questo mondo spirituale perché si sono in un certo senso impazziti, ma proprio perché capiscono il dovere e l'importanza di andare a prendere quelle anime che si sono perse e devono ritornare a casa. Quindi l'opzione
e la spiegazione dei cabalisti è più realistica, cioè nel senso esistono due tipi di maestri spirituali, quelli che non si sporcheranno mai le mani per il semplice fatto che in fondo loro vivono in un altro mondo e non sanno più cos'è questo mondo in un certo senso, e ci sono quelli che sono sempre su con loro in queste altezze spirituali immense, ma si tolgono i guanti bianchi, scendono in questo mondo e vivono esattamente come noi, con gli alti e i bassi, solamente che lo fanno solamente per portare a casa quelle persone che si sono dimenticati la strada. Poi, chiaro che ci sono le leggende spirituali da Luna Park che vengono raccontate sul web e chiaramente tutti li conoscono, dicono di conoscere questi maestri spirituali che fanno lo show, magari stanno sott'acqua e non respirano per 3 giorni, roba del genere, ma questa è praticamente una carnevalata fatta per attirare gli allocchi. Nella realtà un maestro spirituale è difficile riconoscerlo, primo perché non ha bisogno di mettersi in mostra e secondo perché proprio sa che se una persona lo segue perché fa grandi miracoli, e che miracoli non sono, ma sono solamente conoscenze di tecniche, di geni e quant'altro, praticamente sa benissimo che non è gente che lo seguirebbe anche in altre situazioni particolari, tipo guerre e quant'altro, guerre spirituali intendo dire, perché corrono dietro alle classiche favelle o luci o luccioline, no? Agli effetti pirotecnici. Quindi, cari amici, quando voi sentite che ci sono maestri spirituali che non giudicano a destra e a sinistra, può anche essere vero che magari in un determinato momento, però è chiaro che senza la giustizia non c'è ordine, e il buonismo, ve l'ho già spiegato in altre pillole, crea solamente per compensazione dei mostri da altre parti del mondo che potrebbero essere anche vostri vicini di casa. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie, cari amici, e alla prossima, ciao.